Ciao Rensin, alle una vita che s'incontriamo a Pinen. Ma dove sei stai tutto sto tempo? Allora mi amici al farinel che salta fuori, ti fica back d'un fica back. E là da torna qualcosa che ti smangia. E l'hai avuto da fe e per passare le giornate in piola come che facevi altri. E la via la cada a guardare. Ah, lei capì e devi stare attenta a tua fumna. Ti panada d'un panada. Fa te su come che parli, ne? Mia fumna è una smana che le via. Ma come? Tua fumna le via? Ma la mulate? Ma fate fu mulame. Ti che la bin mulame. È andata in riviera con Giacu. An riviera con Giacu e ti la salandè e sei proprio in bella stasi me por Rensin. Stasi e cesti me car fricanda. È andata una smana in riviera per fare gli esercizi spirituali. A fare esercizi spirituali con Giacu, ma che cretin che sei, Rensin. Ri pure fulatun. A fare esercizi spirituali è andata da sola. Giacu alla m'accompagnala. Ah, ben, poi chi alla le tornandarera? Ma no, sai come le gentili Giacu? Alla telefoname e alla dime che da già ieri l'aspettava e pare l'accompagnava anche al ritorno vice che amis. An bella mis da bun? Ma dove calendaita? An che paese? Ma le pa un paese, è un convento, si chiama Borghetto Santo Spirito, deve essere una chiesa poco distante da Sanremo. Lì è anche un privy che deve essere un valdustan, una brava persona, perché mia fumna per telefono alla dime che mangio sempre con Don Perignon e dice, sapessi com'è buono. E ben, ed vede che la Madonna l'aiutate a fare in maniera che ti sposasse una fumna così religiosa. Che la Madonna vorrei aiutare, eh? Alla via mar da fe preghe mia fumna da sola. Non fe i cori con Giacu e Don Perignon. La tu capime fricanda d'un fricanda. Tira in sin, e lei sempre più l'impressione che ti fa il fol, ma che lo sia proprio nen. Ciao, e ti saluto. Ciao Farinel, ciao. Fol mi. Sapessi che razza d'un fol che su mi. Che prova tamello a superga. E ma chi la che sa come che stanno le cose. Superga e al suo capello. Numero 26. Come l'avete visto, alle turna con noi altri Rensin a Superga, sempre più arrabbiato con il farinel. Ma speriamo che una volta o l'altra sti due sbito un po' d'accordi. Per il momento diamo il benvenuto ad altri amici a nostra ca, che sta smana a sun i musù. Domenico Formento, Ida Lovisetto, Giuseppe Garzino, Eugenio Rizzardi, Piero Gagliano, Adelmo Bernardini, Rosa De Filippi, Vera Rocca e Luciano Gibelli. E alla fine, a questo numero, sarà una sorpresa per tutti gli amici. E adesso
Mario Castagneri e i nostri Cruci. L'unica difficoltà ogni settimana alle quale cerchi l'argomento e la mia ciacerada tra i tanti cruci e fastidi che tormento. Sta settimana la spunto alla dammo la visita a Turin ed una quinzena di fa dal ministro Spadolini, responsabile della salvaguardia di beni culturali. Sto museo, sollecitato dalla Stato che streu i nostri musei e le nostre pinacoteche, è venuta a portare, come che succede quasi sempre, tante belle parole. Alla parlare del provvedimento varrà con procedura d'urgenza, provvedimento che misurerà la gravità della situazione di problema da risolvere, alla parlare del stanziamento già disposto dal suo ministero per la restaurazione del Palazzo Madama, alla parlare di interessamento particolare per le nuove assunzioni del personale. Insomma, parlè alla parlatana. Hai niente da dire, ma da sì, avere delle promesse più forma e diventare realtà, miei cari amici, permettimi di dirlo, per me è ancora un abisso. Per intanto la nostra Almeria Reale sarà al pubblico da Piche Cesani, al Museo d'Antichità, alle condizioni che è, al nostro Museo Egiziano, desminciumlo nen al secondo al mondo in senso assoluto per importanza, l'Autrani alla Duvuste sarà. Questi sono i casi più gravi, ma la situazione è non più allegra per il Museo d'Artiglieria, per quello del Risorgimento, per quello del Palazzo Reale. Al personale qualificato a manca, perciò i servizi sono carenti e deficitari. Parliamo poi nelle accademie. Alle accademie la situazione è disastrosa e drammatica. Per l'on che riguarda loro, l'onorevole Spadolini ha vu, disumla la piemontesa, al BEC e fa appello alla classe imprenditoriale turinese, perché dà una mano naturalmente finanziaria, cioè alla chiamata a fianchè la sforzo di turinese a quella della Stato. E a questo punto mi piacerebbe sapere quali sono stati fino adesso gli sforzi della Stato. Ma è possibile che noi altri piemontesi abbiamo proprio sempre tutti per fol? Non che non fa né più rabbia, è non la situazione, è che hanno tratto tutti da poveri fulatoni. Quando che lo ha fatto quest'Italia m'arrangià, sarebbe stato in me, mi penso, che fosse stasne a qua. L'orchestra mandolinistica Città di Torino ha inciduto stasmana per i nostri audiolettur Momento musicale di Schubert.
al campionato alle finì, ma i tifosi sono sempre, ma sempre piscaudà. Mario Ferrero con il suo Turin e Beppe Moncalè con la sua Juventus. A noi non basta pochi ritocchi per essere pronta a vincere la Scudetto l'anno prossimo. Bon. Allora, insomma, torna, le appena finì a fare le piace viola che le fai tanto il campionato, che le appena finì, e come sempre è torna dei numeri parlando di scudetto. A parte che le ripiace viola le fai voi auti, chi se vendete a Firenze a piene qua dalla Fiorentina. Vedrás a stani, vedrás me cargubas, o faroma di gata fumé, e le ciminiere a rampie, per intanto il umacatà al mei allenatur che era sta piazza. Già, perché i mali del Torino vanno curati alla radice, e vedremo va recadere al vostro radice, al Tori, allenatur, alle mei che stanno sempre le vali pronte, a San mai va recadere. Noi sì che siamo una società che dà garanzie. Certo, che garanzie voi auti per le dene. Da Uiauti l'allenatore alle come al capofficina, perché invece a Juventus a Duria ci ha messo Fiat sezione calcio. Ma fate Gadan, a voi altri, alle mag l'invidia che parla, perché noi altri e fuma meno rabel, però e vinciamo i campionati. A scapis, finché lei la ucat difensor, preghe che dura però. Preghe che dura, andè alla consula, preghe. Ma fammi maga il piacere, ma se voi altri se vede la forza del brandismo, cosa che sta a perdere tempo con uno stasi come te, che vede magroso e basta. Voi altri, tra fedelissimi, Granata Club, Cuore Granata, eccetera, eccetera, Piquet Casin e se ve ne buona piantè. Adesso poi alle sautaie fuori anche gli ultras, ma deve una rasciaca le mei. Ma deve la Uiauti una rasciaca, che sarebbe ora adesso. Noi siamo una società ben organizzata e soprattutto disciplinata. Da noi, Carlo Pura, è mai niente a sgara. Ma stuperia, neanche andio laut ai giocatori fece bulle la cartolina. Glan. Noi siamo una squadra seria, la scapelo sì o no? Oh, lo ricordo, mancheria ancora che fosse in serio. Ciapà come se ve ciapà, hai poco da rie. Ti per di tutto l'un che vuole, tanti i campioni, e insomma noi restiamo, ma car fa più che. Ma fa nei re, Giu, campione, una squadra due al centroavanti alle Anastasi. Beh, ma e gli altri? Beh, gli altri sono un vai refur. Ma bravo, proprio un bello spirito, guarda, proprio voi altri parli con quella tribute Pellegrin che è la vostra squadra. Adesso l'hanno taccata che manca il regista. Ti, perché prevenendo con Fellini? Che banda fissa che serve. Io però non tanto in giro, sai? Aspetta che l'abbia catamerlo. E poi vedrà che razza da squadra che diventa Roma. Chiameranno il terrore Granata noi altri. Oh, se per Granata ti intende bomba e sono d'accordo con te per il terrore. Ma se invece ti intende al Granata come colore, voi altri, i fate neanche paura una squadra zitta dell'oratore, guarda quel diso. Ah sì? E allora, come mai che contro sta squadra da niente che il Tor voi auti pigiama tutti gli anni i lasse che i piuma? Avanti, sì? Spiegamelo, sì? Pare piene adesso, forza, dai! Ma perché se oggi tu ma non noi altri, ma chi vuole che oggiutta povera gente? Coi 2 o 3 punti che tutti gli anni un regalo, a fan parte del bagaglio delle nostre buone azioni. Noi, insomma, come i Boy Scout, dobbiamo fare la nostra buona azione annuale. Ma vedrás che adesso la Coppa dei Campioni, a beneficenza non faremo più niente. Sta però tranquillo. Sono già tornati tutti a un visa con la Coppa dei Campioni. Ma fai un giro, ma andai a giocare io, scale mei. Ma stai a ostraca, ma questo è in giro voi auti. Almeno eviti a fare druppi andare in giro per il mondo. Sta Roma vede, ne sapienza? Sta Roma vede? Ma sta Roma vede. Le vostre sono non partite di football, sono spettacoli dell'orrore, con questi onde smortampè, vesti a righe, che girano per il campo,
al mio d'automi. Lo faremo vedere noi che rasa di morchia suma, tanto adesso è molo. Ciao! Alendaitas, gubazat la miseria, gautelanata, panada! Livio e Sumà au dedico un'altra canzone intitolata La Stregun. Dalla Stregun in barriera di Milan, e tanta gente tutta piena di malan. 3 giorni cu e guarisa il malocchio, mesa la gente e anche in Pinocchio. In trugli pazzi e riti un po' strani, dopo la cura ti sente 20 anni. 40.000 e meschilo dricotta scritta in San Paper da ben la ricetta. Salame d'occa, quattro simbarice, ambiente dal tram con 3 corse furà. Una spassigiata, zairan mes le piante, nuse lo iuiu con la cua quata. Domanda numero 1. Cosa calè l'usel uiuiu? L'usel uiuiu, alle culusel, che aveva in montagna, e alle tan bel. Curte le piote, e lunghi cuium, e quan catera fa uiuiu. Ma lo stregone nel cuore ha un dilemma, dovrà cambiare il suo stratagemma. La concorrenza din grande culega, dovrà sarendi o laud la bottega. Tota Brutilde all'ultimo appiglio, sa la guaris va a finire in consiglio. Ma disperato sa nen cosa fare, nota ricetta lui deve inventare. Per lo strabismo con un gran martello, sulla tempia destra una beda e darà. Poi le trapianta il becco di un uccello, tota Brutilde senza guarirà. Domanda numero 2. Ma chi ha lei Tota Brutilde? Tota Brutilde a fanendi no, all'embredvissima ai piesacco, alla tradentere e il brutto della faccenda, alla con che guarda a merenda. Se ti sorride o fatto strano, ella ti smiglia a un pesecano. Se per l'incontro di noi ti fa brutto, sta per sicuro che ti passa il sangiutto. E tanta gente di civic la scorta, mesa i pusunghi e chi fa la man morta. Vecchietti arzilli con tanto rimpianto, dalla stregun l'ora spero un trapianto. Tota bel dei con il tanfo d'intorno, ella nel cuore ha soltanto l'inverno. Ave una cura un po' forta, per la disgrazia d'avei la pel curta. Limoni dolci, riso ben bollito, 50 grumi snacciapa per ta. La malattia tua la pel curta, senz'altro indugio vedrai guarirà. Terza ed ultima domanda. Ma cosa calè la malattia ad la pel curta? Alla in mal che non supporta la malattia della pel curta. Per l'olezzo il rumorone a ogni piccola flessione. E se il mal poi peggiora, andrinta l'arco d'una misura, ogni volta che zeschin, adna scappa un cucciarin. Limoni dolci, riso ben bollito, 50 grumi snacciapa per ta. La malattia tua la pel curta, senz'altro indugio vedrai guarirà. La 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 la. Una poesia ad Mario Castagneri, av la recita Mario Ferrero, al titolo alle I tifus. Smiuma tutte mat con al ballon, riscuma come bestie lung las manga, per poi alla fin di travai, una festa fola un po' baraventata. Tutti rampian sima i scalini, con i subiet, le trombe, le cucarde, a spendut vus dove hai spendu i soldi, anti stadi due a gioco nostre squadre. Ma chi se ne frega, an punta vin la spal, sa per la Lazio oppure l'Atalanta, se il Napoli a gioca e a gira bin e se la Fiorentina invece a stanta. Tant cosa cambia? L'indoman matin hai sempre un'officina o un'ufficiot che cuca e attengono pa tutta la smana, mentre gli atleti adormo fin a bot.
Riso torna. Sì, però in fondo svelo anche bene. Gipo Farassino e Vilma Deusebio. Adesso che si qua è trangiumivati. Ma pensa, rangeteti, fola d'na fola, belle sì, l'unica guasta è zestì. Bisogna che ne convince. Una vilanas de un vilanas. Beh. Te mi fai una figura pareita davanti a tutta la gente che era in capito, talcine. figura. Te metti la cretina davanti a tutti. Oh, scapis, ma chi alla da manca a bitese in mostra. Alla da manca fesse vedere furb e fort. Cretina mia. Ma per forza lei dovete chiamare cretina. E più rave così forte, che era tutta la gente gira, guardate. Mi è piuro perché piuro. incomovo. Perché il posto del cœur mi lei non narrava come tlasti. Ma tlas non vedo che vinca svorio coi due. Che bene. Quando che chi ha la curia per sapere il treno che partia con chi là insieme. Oh, e sentia meglio la commozione. E fece il meno morta per da buon. Invece niente. Ti sente ma sempre meglio. Ma sciupena una volta nebas mai, sì. Pieni anche una città bronchite per farmi sperare in un tuo aggravamento e quindi in un tuo conseguente decesso. Ciccio. Ciammena ciccio, perché l'era stranom cretin come te e mi sentimlo dire, sa sverso le unge dal tabacco in ven. Ciccio. E Ciccio. dai la calembraive cod vero. Ciccio. Ti e sarei cuore da presa al treno se mi fece partire. E l'ha trovato il buon, guarda, se mi fece andare alla stazione sarebbe max tight per assicurarmi che i ferrovieri facessero un sciopero. Ma perché ti te mambrasse ne scias come che faccia chi allanta al cine con quella fia? Perché ti gioia ta masmia tua mare, cioè ta smiet piena cazze spianche na fumna, ecco perché. Per ambraseve vi aute, non musula, basta nen. Ha bisogno essere almeno un 3 e tense per man. Ciccio. Ciccio. Chi la sesa la pianta nen a me ciccio, i fico un arbitone e la sbatto sotto al print tramvai che passa. E la pianta lì, sì o no, a me ciccio, sì o no, eh? E vede neanche la gente in guarda sbettarie, ma doma là. E va bene, e c'amo gioia. Gioia? Perché ti porti a cotì a mangiare la ragosta insieme a una trasa al mar come che la fai col bel fiel antalcine? Perché col bel fiel, ansema la via una bella figlia e non un motrion come te. E poi dimmi sinceramente, ma ti stai rete insieme a una terrazza in riva al mare a mangiare la ragosta? Sì. Ma te sei il tipo d'andare mangiando le trattorie da camionista? Per te va grillata a pasta sotta, a cotlette dal manic da un chilo a lunga, oh che vale! Se mi t'abbandoneis, cosa che ti faria? Guarda, e sta gucciuc 2 mesi a fila per festeggiare l'avvenimento. E pure ti lo sai che mi andiamo l'altro molo, Lo sai? No, lo sai neanche, ma disimlo li stesso. Continua a dirmelo, un tasto mondo svio anche da speranza. Ma perché secondo te mi potrei trovare un disposto ad amarmi alla follia? Ah, certo che per ammetterti la follia a devo intreie per forza. Se uno le non madda al tutta scarianan una vaporiera come te. Eso sì, e per le sicura, È certo che vei a che fai con un'ambarota della tua forza, alle dura, ne? Alle proprie dura, ne? E oltre a tutte c'è anche un vigliacco. Ma tu lo sai che c'è un vigliacco, Tu lo sai? Sì, lo sai, meno sta male. tranquilla che lo sai. Se fisce un vigliacco a stora sì l'avria già dato il mol. A te, a quella specie d'autocisterna a tuo mare, a quel rincretinetto pare e a cui mangia camule di toi froci. E saria nomo liber e felice. E sarei un porciuc. Ciuc, ma liber, ciuc finché vuole, ma content come una signola insieme a una rama. Però, come che dieti, sono un vigliacco e continuo tra onde e a supportete. Ah, brutta degenerata un delinquente. Adesso che si va qua e fa spaghetti, ne? Fila qua,